Tascitelec a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. La Cina arresta 2 studenti tibetani per aver creato la bandiera e il logo della squadra di calcio. Sollevati dall'UNHCR casi di morte per tortura e violazione dei diritti umani in Tibet. Il Parlamento svizzero chiede al governo di avviare un dialogo sui diritti umani con la Cina. Inizia la 10ª sessione del 16° Parlamento tibetano in esilio. Esperti ambientali discutono della crisi ambientale in Tibet. Il mondo mostra solidarietà al Tibet nel 62° anniversario della rivolta nazionale tibetana. Le organizzazioni tibetane in Svizzera presentano una petizione per una soluzione umanitaria per i richiedenti asilo tibetani. Le autorità cinesi hanno accusato 2 studenti tibetani di incitamento al separatismo per aver esposto durante una partita di calcio una bandiera e un logo autoprodotti e per averne condiviso le immagini sui social media a Tsolo, provincia tradizionale tibetana dell'Amdo. Secondo le fonti, la Corte intermedia della prefettura di Hainan ha condannato Champa Tsering a 1 anno e 6 mesi di carcere con sospensione condizionale di 2 anni e a 1 anno di privazione dei diritti politici, mentre Dukar Tsering sarebbe stato esentato dalla pena trattandosi del suo primo reato. I recenti casi di morte del monaco tibetano 19enne Tenzin Nyima e della guida turistica tibetana 51enne Kunchok Jimpa, a seguito di tortura da parte delle autorità cinesi, sono stati sollevati giovedì scorso dalla 46esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Tinle Chukki ha chiesto al relatore speciale al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di far pressione sulla Cina per mettere fine alla pratica della tortura e condurre un'indagine approfondita per ritenere le autorità cinesi responsabili di queste morti ed assicurare un adeguato ed effettivo risarcimento alle vittime e alla loro famiglia. The list of violations faced by Tibetans is long, but the high-tech surveillance and the firewalls have made it difficult to get the whole picture of the situation in Tibet. Tinle Chukki ha anche esortato il Consiglio a istituire un meccanismo indipendente per monitorare, analizzare e segnalare la situazione dei diritti umani in Cina, in particolare alla luce delle urgenti situazioni in Tibet, Xinjiang e Hong Kong. Parlando a nome della Society for Threatened Peoples, Kalden Somo, Advocacy Officer dell'ONU presso il Tibet Bureau Genève, ha espresso preoccupazione per l'aggravarsi della situazione dei diritti umani in Tibet, in particolare per una situazione repressiva di doppio lockdown dallo scoppio del Covid-19 originatosi a Wuhan. Ha chiesto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di sollecitare la Cina a cessare tutte le sue politiche repressive contro il popolo tibetano. Il Consiglio nazionale della Svizzera ha chiesto al governo svizzero di presentare un rapporto dettagliato sulla situazione dei tibetani in Svizzera, concentrandosi in particolare sulle restrizioni della libertà di espressione e sulla sorveglianza da parte del governo cinese. La richiesta è stata approvata con una maggioranza di 134 favorevoli, 48 contrari e 5 astenuti, lo scorso lunedì, durante la sessione primaverile del Parlamento in corso. Allo stesso modo, il 9 marzo 2021, il Consiglio nazionale ha approvato la richiesta, chiedendo al Consiglio federale di stilare un rapporto sul dialogo bilaterale sui diritti umani con la Cina, compreso lo stato, l'attuazione e i piani futuri del Consiglio federale in merito al procedimento del dialogo. L'onorevole Karen Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, parlando a nome del Consiglio federale, ha approvato la richiesta ed ha aggiunto che il Consiglio federale presenti inoltre un rapporto dettagliato sulle questioni relative ai richiedenti asilo tibetani, ivi compresi i loro documenti di viaggio e le hardship application. La 10ª sessione del 16° Parlamento tibetano in esilio è iniziata lunedì scorso, seguendo le misure restrittive anti-Covid. L'ordine del giorno comprende le risoluzioni di lutto ufficiale, la discussione e l'approvazione del bilancio, seguite da un chiarimento da parte del Kashag, la revisione del rapporto annuale di revisione e discussioni sulle legislazioni che saranno poi seguite da una sessione di domande e risposte. La conclusione della sessione è prevista per il 31 marzo. Martedì scorso si è tenuta una discussione online sul tema ambientale in Tibet. La discussione intitolata Tibet, una crisi ambientale in attesa è stata presieduta da Humphrey Oxley, autore ed ex corrispondente della BBC Asia, affiancato dai ricercatori in campo ambientale. Sonam Tsering Frasi dell'Office Tibet London ha tenuto il discorso.
Insieme ai tibetani, i sostenitori del Tibet e gli amici del Tibet sparsi in tutto il mondo hanno commemorato la 62esima giornata del Tibetan National Uprising Day, inviando messaggi di sostegno, innalzando la bandiera nazionale tibetana dentro e davanti le sedi amministrative e scendendo in strada a sostegno del Tibet. Il membro del Congresso degli Stati Uniti e presidente della Commissione esecutiva del Congresso sulla Cina, Jim McGovern, ha rilasciato una dichiarazione in osservanza del 62esimo anniversario del Tibetan National Uprising Day, in cui ha espresso la sua aspettativa che venga presto nominato un coordinatore speciale del Dipartimento di Stato di alto livello per le questioni tibetane. Now that Congress has passed both the Tibetan Policy Support Act and the Reciprocal Access to Tibet Act, it is our responsibility to ensure that the Biden administration effectively implements these bills. We expect that a high-level State Department Special Coordinator for Tibetan issues will soon be named. The Tibetan Policy and Support Act strengthens that position in many ways, including a mandate to work multilaterally and on protection of the environment and water resources of the Tibetan Plateau. Il leader dell'opposizione canadese, Erin O'Toole, ha rilasciato una dichiarazione in occasione del Tibetan National Uprising Day. Il leader del partito conservatore ha reso omaggio alle donne e agli uomini coraggiosi che hanno sacrificato la loro vita per la giusta causa del Tibet, sottolineando il suo impegno senza malizia nei compromessi degli ultimi 62 anni nel sostenere la lotta non violenta del popolo tibetano per una piena autonomia, per i diritti umani e per la giustizia. I tibetani in Belgio hanno commemorato l'anniversario a Bruxelles-Schuman davanti alla Commissione europea. Mikuláš Peksa, deputato ceco del Partito Pirata Ceco e presidente del Tibet Interest Group al Parlamento europeo, e Samuel Kogolati, deputato del Parlamento federale belga del Partito Verde, ed il rappresentante Tashi Phuntsok sono stati gli oratori principali che hanno ribadito il loro impegno per la causa tibetana. Più di 1500 tibetani hanno commemorato l'anniversario della rivolta tibetana a Parigi. Il rappresentante Ngaudup Tsering è intervenuto al Tibetan National Uprising Day a New York, tenutosi davanti alle Nazioni Unite. 16 città di 8 paesi dell'Europa centrale e orientale hanno osservato il Tibetan National Uprising Day e la bandiera nazionale tibetana è stata issata da oltre 1434 istituzioni. I paesi includono Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Slovacchia e Ungheria. I sindaci delle città di St. Paul, Columbia Heights, Northampton, Minneapolis e St. Louis Park hanno proclamato il 10 marzo come Tibet Day. La comunità tibetana in Giappone, in collaborazione con Students for a Free Tibet Japan, ha organizzato una marcia per la pace per commemorare la giornata. Una petizione congiunta con oltre 3.000 firme è stata presentata al governo svizzero chiedendo una soluzione umanitaria per circa 300 richiedenti asilo tibetani respinti in Svizzera nel Tibetan National Uprising Day. La campagna di firme di massa è stata organizzata insieme alla Swiss Tibetan Friendship Association, alla Tibetan Community of Switzerland and Liechtenstein, alla Tibetan Women's Association of Switzerland e alla Tibetan Youth Association in Europe. La petizione è stata presentata alla Cancelleria federale della Svizzera in presenza dell'onorevole Fabian Molina, membro del Consiglio nazionale della Svizzera, nonché presidente del Swiss Parliamentary Group for Tibet. L'onorevole Fabian Molina ha assicurato il suo continuo sostegno al Tibet e ai tibetani. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.